Oggi con mia sorella, questa qua, la vedete? Forma di sorella, vi faremo vedere lo studio. Perché l'ultimo video è stato bello, vi abbiamo raccontato da dove siamo venuti, tutte le cose che abbiamo passato. Però vogliamo vederlo questo studio. Entriamo nello studio, partiamo con la prima chicchetta. Innanzitutto qua abbiamo un bel sistema d'allarme, quindi cari mariuoli, non ci provate proprio perché veramente vattene i packer. Così, guarda qua. Ma che cosa è Dubai? Benvenuti nel mio sogno. Questo progetto ormai sono 2 anni, ci stiamo lavorando da 2 anni, sono 2 anni sì che ci stiamo lavorando in maniera ininterrotta e siamo super contenti. Perché oggi che sto registrando questo video abbiamo terminato tutta la fase iniziale del progetto. Domani, che è giovedì, cominceremo i lavori di ristrutturazione e a minimo parole. Ma prima vi voglio spiegare tutti gli spazi. Quello in cui mi trovo adesso proprio, sarà la zona di post-produzione. E oggi è diventato così! Mamma mia, alternerò le immagini per far vedere prima com'era. Siamo in questo spazio. No, fai vedere come si usa questo spazio. Fai vedere. Ecco qua, questa è la stanza, come dicevo nell'altro video, della post-produzione, dove attualmente io, la Noemine, la Lobinese che sta dietro la telecamera in questo momento, ci mettiamo, facciamo post-produzione e tutto. La cosa più importante è sicuramente la pucchiacca e per quanto riguarda il periodo di prova, 1 mese è un buon punto di partenza. E mettiamo le borse sulle scrivanie perché perché? Ma perché è vissuto, il posto è vissuto, guardate, non a caso. Forza Napoli, schipiti Dobby! Visto che comunque non si deve capire subito che questo posto ha un po' di ego all'interno, giusto un piccolo appunto per questa fantastica parete verde. Io pensavo fosse vera. Che lei pensava fosse vera, in realtà non è vera, però è fatta molto bene. Ci ha omaggiato Gianni, guardate mentre montava proprio. Lui non voleva essere ripreso, però io lo dovevo riprendere. Che ha dato quel tocco un po' più aesthetic a questo posto, dove la verità fa una bella differenza. Posso dire una cosa, però prima di passare alle cose importanti, passiamo a una cosa ancora più importante. La mia sala preferita. Vero, andiamo di là. Questa è la zona dell'antibagno, cioè non è Kill che odia il bagno, è la parte che precede il bagno. Qua verrà la zona storage, quindi verrà tutto rivestito e verrà la zona di deposito dei materiali. Non è che mi è cambiato molto perché comunque sta un po' incasinato. Però ragazzi vi giuro che questa... già, non facciamo vedere non è niente qua. Quest'altra zona qua invece, come potete vedere, è uno spazio di 1,5 m, molto piccolo. Abbiamo deciso di destinarlo alla zona snack, quindi ci metteremo un frigorifero, un mobiletto. Questa è la nostra zona snack invece, dove c'è solo un senso di marcia e dove praticamente noi passiamo l'87% della nostra giornata quando veniamo qui. Poi è la, diciamo, la dimora. È la dimora, una cosa importantissima per me, che però per i clienti non c'è, quindi se venite non lo chiedete, è finito. Finito. Il Genzenzio. Noemi aveva una malattia e quella è il ginseng. Perché dovete sapere, noi mi abbiamo questo feticcio per il ginseng, ma anche noi. Ginseng e biscottino vicino. Poi abbiamo la macchinetta per il ginseng che non può mancare, non e però la macchinetta per le cialde, per il caffè. Poi dovremmo avere patatine e cose buttate là, che comunque noi ragazzi, ma questo campo scuola ma le dobbiamo... Ma noi siamo piccoli, veniamo qua, non possiamo mangiare. Ginseng, biscottino, ovviamente bagno, ti porta qui, è tutto automatico. Abbiamo 5 stelle Trustpilot con la scritta Shkakasanata 8. Il bagno è questo. A me sto bagno nello stato attuale mette l'ansia e c'ho sempre paura che qualcuno possa venire e mi uccide. Però vedete, togliendo tutti i pezzi igienici, cambiando, renderemo questo bagno vivibile, anche se è piccolino, però è arieggiato perché lì c'è una finestra. E poi tra le altre cose posso dire, ma una cacca ci hanno fatto. E adesso è diventato così! Allora, allora, vi posso spiegare? Vi posso spiegare? Allora, una volta era Pup, non so perché si è staccato, provvederemo. Ecco qua, non è successo niente. Scritta Pup, il specchio, ciao, lavandino per lavarvi le mani,
non essendo in Francia abbiamo il bidet e abbiamo la nonna Lisa. Tu quando entri, capito, si accende la luce. Ah, mi piace questi stronzati. La tavoletta del bagno invece l'abbiamo rivestita completamente di meme. Vabbè, proprio Ghostbuster. E poi abbiamo il portacarta igienica a forma di Happy Meal. Guardate dietro al coso di Happy Meal cosa c'è? Visto Cestini un po' spazio, un po' tutti pieni. Ma adesso ricolleghiamoci col Diego del passato per vedere qua dietro chi è. No, sei stato. Ah, scusa, per vedere qua dietro chi c'è. Che c'è? Che c'è? La zona che mi ha fatto innamorare di questo posto. Qui sarà tutta zona di ripresa. Tutte le pareti che vedete qua andranno buttate a terra. Vi faccio vedere però l'ampiezza reale che c'è in questo posto. Ora è così. Era meglio prima. No, allora spieghiamolo però perché. Perché essendo questa una stanza, una sala di ripresa, è normale che ci sia sempre il macello. Sapete com'è? Stiamo producendo cose per aziende, tipo questa qua. Guarda, vedete, noi stiamo lavorando anche per Partiamo. Qua abbiamo costruito una piccola quinta. E guardate quando l'abbiamo costruita che cosa è successo. Io credo che la colpa è di questa cinghia che mi ha caduto il tettuccio. Ah, che bello fare video. Ci sono lì i fondali e invece tutto questo spazio qua per adesso lo vedete così, ma sarà spazio dedicato alla costruzione dei set anche per i format e per i video che farò io in passato. Nel frattempo noi mi si sta appiccicando, vado io ad aprire. Allora dovete sapere, già Noemi una volta ha fatto cadere questa tenda, quindi signore e signori, la vista che abbiamo davanti è questa. Però ci accontentiamo. E poi scusami, perché io ho anche i video. Di cosa? Ah, c'è un uccellino, sì, è vero. Si mette sempre qua, ragazzi, ci viene proprio a trovare. Qua sopra abbiamo scelto di farci montare questi tralicci perché abbiamo bisogno di attaccarci le luci. E ovviamente il signor Diego, che si annoiava di bucare il ferro e metterci le luci sotto, ha comprato le fasce, quelle che si usano per assicurare, diciamo, i pacchi sulle macchine, e ci ha messo le luci sotto. Anche perché poi è comodo pure per spostarle, vi dico la verità, è molto comodo. Abbiamo oscurato le finestre sopra perché quando abbiamo bisogno di registrare non vogliamo l'influenza della luce naturale. Ma caro Diego del passato, adesso ci devi spiegare chi è. Sei sempre tu. Che cosa c'è di qua? Questo è il motivo per cui la sala riunioni, più che sala riunioni in sé, il concetto mi fa star bene. Finalmente è nata! Guardate qua che bellezza! Anche in questo caso il mitico Gianni di Nica Piante ci ha regalato questi due totem e questo po' di natura che sai è un po' wild. Abbiamo comprato questo. Noi quanto l'abbiamo pagata? Questa è una lavagna personalizzata. Guardate il nostro logo. 5.727 lire. Qua abbiamo il nostro tavolo. No. Abbiamo il nostro tavolo riunioni che non può essere toccato perché sennò rimangono le impronte per decenni. Perché è una televisione così grande? Perché quando facciamo riunione chiaramente condividiamo lo schermo e il computer, diciamo ma secondo te questo video è bello? Sì, questo è bello, ma ci avremo un film prima che... E passa la serata così. Il cane palloncino che ormai c'ha tutto il mondo, ce l'ho anche io. Un divanetto, come funziona? Vediamo come funziona un divanetto. Passiamo alla stanza di uno dei ragazzi più belli che esistono in circolazione. È un ragazzo intraprendente, veramente che sogna, che si impegna tanto. Addirittura, vi dico una cosa, non mi posso ricollegare col Diego del passato perché non c'era luce quando abbiamo preso questo posto. Proviamo, vediamo. Non si vede niente. C'è forse qualche foto. Guardate, questa è qualche foto di com'era. Entriamo finalmente nel mio studio. Il mio studietto. Benvenuti! Benvenuti qui! Questo è lo spazio, diciamo, in cui non è il mio ufficio, che sembra proprio troppo, poi c'è il tuo ufficio, è il mio ufficio. È la stanza, diciamo, destinata alla parte audio, quindi a quello che può essere la composizione musicale. Questa è Noemi sulla sedia, questa sedia l'ho scelta io perché quanto è comodo. Siamo stati un'ora dentro sopra questa sedia così. Però alla fine abbiamo scelto. Sì. Nella mia stanza non potevano mancare un po' di quadretti del Federico Mercurio, una miniatura del Federico Mercurio, un po' di cuscini di Federico Mercurio e dei Queen, una piccola fontana zen che ti fa venire tutti i pisciolini mentre ti stai rilassando. Dai, avviala! Poi vai, E qua c'è un altro quadretto. Ma adesso siamo arrivati, diciamo, al momento in cui vi abbiamo fatto vedere dove siamo, come è diventato lo studio, quanto ci abbiamo faticato, ma in realtà che cosa facciamo in questo studio? Allora,
Pop Vibes nasce principalmente soprattutto sull'idea di voler migliorare i miei contenuti, renderli un poco più complessi o no. Però poi dopo che cosa abbiamo pensato di fare? Innanzitutto la cosa che abbiamo pensato di fare, che ha rovinato un po' il tutto, è per la macchinetta di Ginsenzio. Noemi aveva una malattia e quella è il ginseng. No, Perché no, andavi la prima cosa che facciamo quando arriviamo qua è quello. Allora, quando abbiamo cominciato questo percorso, devo dire la verità, è stata Checca che a un certo punto ha detto: ma se stiamo facendo cose per noi, perché non cominciamo a fare anche cose per gli altri? Quindi Pop Vibes è diventata una media factory, un posto dove se tu devi fare, faccio l'esempio, lo spot pubblicitario per la tua attività, un team di persone che ti stiano dietro per la parte della comunicazione della tua azienda, noi questo lo offriamo. Perché oggi ci vedete solo noi tre, ma in realtà noi stiamo già cominciando a cercare, mentre registriamo è luglio, ma noi a settembre qua dentro vorremmo già avere una persona che si occupa del montaggio, una persona che si occupa della parte autoriale. Insomma, se tra voi c'è qualcuno che può essere interessato a questo progetto e ha voglia di venire qua, incontrarci, ci mettiamo in sala riunioni, ci sono pure quelle piante che sono molto belle, ci vediamo un bel film. No. L'aria condizionata c'è, tranne in questa stanza, la stanza dello scema. Vi facciamo 2-3 ginseng, 2-3 biscottini vicino. il ginseng non Come c'è. non c'è? Ci No, sta, grazie, li prendiamo. no. Comunque fateci sapere a questa email, mandate una mail, ci organizziamo, venite e guardiamo, perché vogliamo allargare il team, vogliamo partire ufficialmente. Noi già siamo partiti, diciamo, con alcune cosette. Mhm. Vogliamo espandere il tutto, vogliamo rendere Pop Vibes un posto in cui quando tu vieni non te ne vuoi, cioè non vuoi tornare a casa. Vuol dire, non può essere un posto di lavoro divertente, invece il nostro, È divertente. Noi così facciamo. noi così Ci facciamo, veniamo, è non l'unico ci vogliamo modo. andare. Io sono felicissimo di aver condiviso con voi in questo video la natura, la nascita, l'evoluzione di questo studio. La prossima evoluzione però si trova proprio tra qualcuno di voi che ci sta guardando. Quindi, se siete interessati, ripeto, contattateci. Intanto, una cosa vi voglio dire: non smettete mai, Di sognare. non smettete mai. E poi, se volete lasciare un like a questo video e commentare sotto, mi fa piacere, perché è quello il senso della community. Torniamo a fare un ginseng. Ginseng, vai. Ciao. Ginseng.